È cambiato l'anno, ma il copione è rimasto lo stesso. La Roma Calcio 8 continua a vincere ed è per questo che la rincorsa dei campioni d'Italia non può non ricominciare da qui. È il momento del Cotton Club che quest'oggi si trova davanti quelli che la nomea di Ammazzagrandi se la sono conquistata sul campo. Proprio il Bacci Immobiliare Football 8, unica squadra ad aver battuto quest'anno la capolista. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Fra poco il match che vale la 10ª giornata di Serie A. Quasi tutto pronto per l'inizio della partita. Football 8 che attaccherà da sinistra verso destra in maglia rossa. Risponde il Cotton Club che attaccherà da destra verso sinistra in maglia nera. Pronto a battere il calcio d'inizio proprio Moretti, il bomber del Football 8, capocannoniere della scorsa Serie A. Inizia ora la partita con il Football 8 che attacca da sinistra. Prova subito a scodellare il pallone dentro verso Moretti. Fa buona guardia subito il Cotton Club che è pronto a ripartire. C'è un problema in campo. Bisognerà cambiare il pallone troppo sgonfio. Si appresta proprio Capitan Zamperini a ricominciare la partita. Il test sul pallone. Neanche questo va bene. Ancora un altro cambio. Si ricomincia tutto da Santarelli che fa partire l'azione verso sinistra. Il tocco di Innocenzi, sempre verso Capitan Zamperini. Comincia il giro palla del Cotton, pallone subito in verticale, il tocco di Forcina all'indietro verso Nolano. Non la prende, ricomincia il Football 8. Ancora giro palla. Cotton Club che in questi primi minuti aspetta la sponda di Moretti all'indietro, c'è spazio, il traversone al centro dell'area, l'attaccante la appoggia all'indietro. De Angeli costretto a ripiegare ancora sul fronte mancino, opportunità da sinistra, il primo traversone al centro basso che finisce direttamente in fallo laterale, anzi in rimesso dal fondo. Rizzo e Moretti là davanti fanno molto movimento. Cotton Club che ora riparte da dietro. Il pressing del Bacci Immobiliare sicuramente più alto rispetto a quello del Cotton che abbiamo visto in questi primi minuti. Il lancio verso Forcina è facile, preda ancora del centrocampista in maglia rosso, alleggerisce Molon verso destra. Il pressing di ben due avversari, soprattutto Fagioli che va lì a recuperare la palla. Ed è proprio Fagioli all'indietro, Nolano, il tocco a palla aperta, palla verso Forcina. Finisce fuori, era buono il tentativo. Sarà calcio d'angolo il primo per il Cotton Club. Calcio d'angolo battuto direttamente al centro, la palla rimane fuori, c'è Nolano, ci si avventa, arriva prima però il numero 6 in maglia rossa. Bene Ferretti in dribbling, alleggerisce all'indietro verso il compagno che può salire palla al piedi, il sinistro che finisce fuori. Buono il tentativo, il primo squillo del Football 8, vero. Si ripartirà ancora una volta da semplice rimessa dal fondo, ha detto Santarelli. Muove il pallone il Cotton, Innocenzi
Viene a prenderla dietro Fagioli, il tocco verso Zamperini che allarga verso destra. Ancora Zamperini, sale palla al piede, ragiona il Cotton, Fagioli tra le linee, la prende lui, il dribbling secco, il destro che viene contrato. Sull'altro versante non ci si tuffa nessuno, c'era Barbarella pronto a ricevere dall'altra parte, ancora possesso del Cotton che perde però il pallone Moretti, lo strappo, il destro con Santarelli prodigioso che si allunga. Palla che rimane ancora viva sulla tre quarti, c'è ancora una possibilità per la botta dalla lunga distanza di Ferretti, si è disteso ancora una volta benissimo Santarelli. Opportunità da calcio piazzato, il traversone, palla messa fuori, può andare Rizzo, il dribbling secco su Forcina, ancora Rizzo cerca il pertugio giusto per andare ad offendere, il retropassaggio all'indietro, c'è Tombesi che va con il sinistro, secco che finisce fuori. Sale Zamperini, appoggio indietro, esce Nolano, con il tocco indietro. Questi primi minuti il Cotton che fa un possesso palla nella metà campo avversaria, buona la sponda intanto di Forcina che poi palleggia bene con il pallone, calcia addosso al difensore e l'arbitro ferma il gioco per un colpo alla testa. Dicevamo in questi primi minuti Cotton Club che fa bene il possesso palla. Baci Immobiliare che riparte con più incisività, già Santarelli impegnato un paio di volte con 2 tiri dalla distanza, prima si è allungato bene alla sua destra, poi ha messo alto con la mano di richiamo, ora il lancio è profondo, ancora rimesso dal fondo. Cotton che ricomincia ancora palla a terra, c'è poco movimento, Zamperini sollecita i suoi a muoversi, a farsi vedere, allargato verso destra. Giro palla ora asfissiante, Innocenzi la viene a prendere qui sotto la postazione, il tocco verso Fagioli, Nolano. Allargato tutto, Barbarella si fa vedere defilato sulla destra. Curiosa la posizione di Barbarella che ora si accentra con il sinistro, il primo intervento di Molon. Ora palla ancora una volta tra i piedi del centrocampo del Cotton che macina gioco, calciato per la prima volta in porta grazie a Barbarella, c'è Fagioli ora, ancora sfera larga, va a fare il break il numero 6 in Magliani, era la conclusione che finisce ancora una volta tra le braccia di un Molon molto attento. Baci in possesso, Forcina va in pressing, è solitario però, molto larghi gli esterni del Cotton, ancora pallone recuperato, il destro che entra in porta e il vantaggio del Cotton è blandino, 1-0 dopo 8 minuti. E ricomincia il giro palla del Baci che deve assolutamente reagire a una deviazione fortuita, regala il gol del vantaggio al Cotton Club dopo 9 minuti. Capario però ad attaccare, l'aveva fatto vedere negli ultimi minuti con Barbarella e ora Baci ancora a manovrare verso sinistra, il dribbling secco dell'attaccante che viene toccato, il destro meraviglioso che si insacca sotto l'incrocio dei pali e l'1-1 viene siglato da Ferretti. Risposta immediata del Baci Immobiliare, Santarelli incolpevole sul destro prodigioso che si è insaccato da parte di Ferretti. Viene a prendere il pallone Fagioli, il doppio passo. Felpato, torna all'indietro verso Zamperini. Ancora Zamperini.
Innocenzi, il tocco vicino per Nolano, possesso palla ancora avvolgente del Cotton, è ricominciato così il traversone al centro, ha provato a girare Forcina, non ci è arrivato per un soffio, punteggio che rimane invariato, partita molto equilibrata in questi primi 10 minuti. Molon con le mani profonde a cercare la sponda, non di Moretti questa volta, la palla che finisce a spiovente all'interno dell'area di rigore, Forcina non ci arriva, non si aspettava il rimbalzo del pallone, Zamperini con tranquillità alleggerisce per Innocenzi che spazza lontano, lo stop di petto di Forcina, il palleggio meraviglioso con il tacco, passaggio dentro verso Fagioli, l'uscita bassa di Molon in calcio d'angolo. Traversone al centro sul secondo palo, può andare Zamperini addirittura da quella parte, il tocco, palla persa, Moretti può distendersi in contropiede, c'è solo lui, pensa a calciare circondato da 3 avversari, lo vanno a braccare, il passaggio all'indietro dove può andare Rizzo di punta con la palla che finisce in calcio d'angolo, football 8 arrembante quando parte in contropiede. Non è riuscito ad andare Moretti, ora da calcio d'angolo direttamente in porta, la palla entra, è un Eurogol, ci sarà da vedere se c'è stata la complicità di Santarelli, ma il risultato è sul 2-1, è stata ancora Ferretti. Ricomincia così il Bacci Immobiliare, subito arrembante il tiro in porta, intanto non c'è un attimo di tregua di Nolano. Partita che è iniziata veramente fortissimo. Palla lunga con le mani, viene spinto Innocenzi, ci sarà calcio di punizione, il Cotton Club è stato rimontato. Nolano scava sotto, Forcina, il palleggio vuole girarsi, non riesce, sarà calcio d'angolo. Si appresta Fagioli dalla bandierina, può andare lui, Mucchio al centro, palla giocata fuori, Nolano, il piattone basso, uno schema sul palo, il difensore riesce a metterla fuori, Fagioli, la palla che rimbalza. La protegge bene, la rimessa ancora verso Nolano, può far valere la sua qualità ma alleggerisce ancora dietro. Il tiro da lunga distanza che viene rimpallato è Santarelli. Innocenzi. Ancora il giro palla del Cotton, Zamperini. Va a verticalizzare improvvisamente verso Forcina. Dribbla bene su un avversario, il pallone per Barbarella che si coordina al volo, calcia fuori. Si accentra sempre poi Barbarella, parte defilato da destra, ha fatto vedere già di poter far male in un paio di occasioni prima. Ora Bacci continua a far circolare la sfera sul fronte destro. Cosi mi ha guadagnato una rimessa laterale facendo carambolare il pallone su Innocenzi, si può ripartire quindi da una rimessa laterale da metà campo del Cotton. A difesa schierata è difficile far male al Cotton Club, il Bacci ci è riuscito 2 volte, uno su calcio piazzato, l'altro su un contropiede, ma ora Fagioli va a scheggiare il palo, prende bene il pallone tra le linee, non trova fortuna. Cotton che deve ricominciare a far circolare il pallone, lo sta facendo con insistenza in questo primo tempo. Provato lo scambio con Nolano Barbarella, non si è concretizzato. Va cercato l'1-2, attenta alla difesa del Bacci. Mentre viene ammonito Barbarella per proteste.
Bacci in possesso, palla scodellata al centro dell'area di rigore, Santarelli la fa sua, riparte velocemente verso Fagioli, l'aggancio volante prova a tuffarcisi sopra, riesce funambolico a tenerla lì, poi con calma esce fuori la difesa del Bacci. Da destra tutto di prima, molto bene, palla ancora giocata al centro, fa buona guardia la difesa del Cotton. Ora Bacci che pressa tantissimo, Barbarella va via di forza, molto bene, viene messo a terra, calcio di punizione. Anzi sarà calcio di punizione per, anzi semplice rimessa laterale per il Bacci. Da questa postazione sembrava fallo. E può ancora andare il Bacci, tutto palla al piede con Rizzo che la viene a prendere sulla tre quarti. De Angelis, le tocco verso Moretti che perde il pallone, commette fallo e calcio di punizione per il Cotton. Nolano scucchiaia dentro, c'è Rizzo sul pallone, ha provato ad andare via di forza, viene fischiata semplice rimessa laterale per il Cotton Club. Quando viene fischiato anche il primo time out. Tutto pronto per la rimessa laterale, battuta di Innocenzi corta, si può ripartire all'indietro verso Zamperini che però non riesce a prenderla, troppo corto il pallone, Moretti l'appoggio sulla banda destra, Moretti prova a girarsi in un fazzoletto, la sfera arriva ancora una volta tra i piedi di Fagioli che viene messo a terra, calcio di punizione. Vediamo un attimo come sta il compagno. Mostra è impazzito, però ho fatto un fallo. Però lo so, se te fa la Dio sta a centrocampo, sta, dai, io. 2 contro 1. Vabbè, giusto. 3 contro 1. Ah, ma noi ci siamo? Può andare Nolano e Zamparini sul pallone da questa posizione, andrà probabilmente Nolano. Tre giocatori del Cotton Club in area di rigore, uno fuori, va direttamente in porta. Nolano trova l'intervento sicuro di Molon, palla spazzata via lontano, sfera che rimane ancora tra i piedi della difesa del Cotton che può riorganizzarsi con Zamperini, il tocco verso Nolano che si è abbassato, prende il pallone, sventaglia tutto verso Barbarella, la mette giù, da destra al centro ci sono Fagioli e Forcina, Barbarella la perde e sarà semplice rimessa dal fondo. Lancio profondo, Zamperini in anticipo su Moretti, poi al volo il pallone che rimane ancora lì Santarelli. Zamperini verticalizza improvvisamente il tocco verso Barbarella, Nolano scava sotto molto bene Nolano, prova a rituffarsi ancora sulla palla a mezz'aria, l'anticipo di testa di Innocenzi finisce fuori. De Angelis, Innocenzi di testa, ancora De Angelis via con il pallone, un batti-ribatti, molti rimpalli. Fagioli mette ordine, si tuffa sulla sfera e lui è l'ultimo a toccare però. La rimessa per il Bacci, Cotton Club che fa fatica a cercare il giusto pertugio nell'area di rigore del Bacci che si difende veramente molto bene.
L'unica soluzione sono le conclusioni da fuori. Ora De Angelis la alleggerisce dietro, Nolano la prende lui, Nolano va con il destro svirgolato che finisce fuori. Questa era la sua mattonella, poteva far sicuramente di meglio il centrocampista del Cotton. Molon lungo, non ha trovato nessuno, neanche Rizzo, che si era avventato bene sul pallone. C'è Zamperini, ha sventagliato, impreciso però il passaggio verso Barbarella. De Angelis, passaggio all'indietro, il tocco ancora largo, palla recuperata dal Cotton Club. Nolano inventa d'esterno destro verso Barbarella, che fa fatica a tagliare il campo, a leggere queste situazioni, perlomeno in questi primi minuti. Il Bacci prova a reagire, Cotton spazza tutto via dalla difesa, Barbarella vuole il dribbling, fischiata ostruzione, sarà calcio di punizione. Fagioli riceve lui, defilato sulla tre quarti, si accentra, ha recuperato molto bene il pallone da Rizzo che viene messo giù, sarà calcio di punizione. Va a sventagliare De Angelis, ha tentato la sorpresa, Santarelli ha bloccato sicuro. Nolano ora quasi marcata uomo al centrocampo, Zamperini va a verticalizzare improvvisamente verso Forcina, va via di forza Forcina con il destro che sfiora il palo, vicinissimo al pareggio. Grande occasione per il Cotton con Forcina bravissima a prepararsela, a calciare, però fuori di un soffio. Sono queste le soluzioni, ma attenzione alla palla persa. Santarelli va a sbrogliare una situazione che si era complicata. Zamperini può ricominciare da Nolano, mediano basso, viene a prendere il pallone, lo porta avanti in serpentina in mezzo a due avversari. Fagioli, il destro, ancora Molon con il riflesso, la tiene lì, poi palla spazzata via. Nolano, palla messa al centro, ma decisamente impreciso il cross. Quando viene fischiato time out. Può ricominciare il match quando mancano circa 3 minuti alla fine della prima frazione di gara. Il Bacci avanti 2-1. Anticipo impetuoso intanto da parte di Blandino, che va a lottare in mezzo ai due avversari. Viene fischiato calcio di punizione ora in fase difensiva per il Bacci, che può andare ad impostare da dietro il tocco corto per Cosimi. D'esterno destro Barbarella viene toccato, alimenta l'azione Nolano, Forcina non benissimo ma riesce in qualche modo. Barbarella ancora largo, Barbarella di nuovo, torna addirittura Moretti a ringhiare, a recuperare la sfera, prova Barbarella da terra. Ha recuperato il Bacci che va a ripartire in contropiede, ma è complicato, mentre palla che sarà messa fuori. C'è un uomo a terra, si può ricominciare, palla che viene poi restituita al Bacci. Va in pressing tutto il Cotton. Sarà rimessa laterale sempre in favore della squadra ospite. Rimessa battuta al centro, Forcina non la difende. Poi può salire il Bacci con Moretti che allarga verso destra con la spalla, poi palla lunga. Bravo Rizzo a tenerla lì, a giocarla poi verso Placido, che viene recuperato da un Zamperini strepitoso, straripante, fisicamente dirompente, come al solito il capitano del Cotton. Palla in verticale velocemente per Forcina, non ci pensa due volte, scarica sull'esterno della rete, palla che muore lì. Fatto ricominciare velocemente il pallone Molon. Zamperini, cercato il tocco De Angelis,
Santarelli. Può salire ancora il Cotton. Ha aumentato il ritmo, il tiro in porta. Che sbatte addosso a Forcina. Attenzione, Moretti anticipato da Zamperini con il sinistro Molon. Forcina lì la difende. Viene chiuso sul pallone secondo l'arbitro. Occasionissima per il Cotton. Il break a centrocampo di Rizzo dirompente va a allargare, sbagliando qualcosa, però viene fischiata così anche alla fine del primo tempo. Il Bacci è sopra di un gol e 2-1 dopo 25 minuti. È quasi tutto pronto, può riniziare anche il secondo tempo. Cotton Club è sotto di un gol a 25 minuti per rimettere in piedi la partita. Ricomincia ora Barbarella. La gioca dentro, il pallone viene fatto preda di Rizzo che può ricominciare i suoi. Il tocco di esterno, ha provato lungo verso Moretti. Zamperini è arrivato prima di tutti senza fallo secondo l'arbitro. Barbarella lo va a chiedere addirittura Moretti in calcio d'angolo. Può andare Fagioli a battere il calcio d'angolo, il traversone al centro, lo stacco di testa che finisce fuori di Barbarella. Molon la gioca lunga, prova a destreggiarsi in mezzo a due avversari, riesce, paresce. Molon con i piedi lungo, facile perda di Zamperini che organizza verso Nolano. Può salire ancora il difensore sotto la nostra postazione, poi il tocco verso Nolano. C'è Fagioli che viene a prendere il pallone tra le linee, alleggerisce ancora sul fronte destro. Può avanzare il tiro in porta deviato, sarà calcio d'angolo. Fagioli, il traversone al centro e lo stacco di testa di Forcina che finisce fuori. Molon alleggerito centralmente. Molon può andare con i piedi, sbaglia il rinvio. Nolano punta direttamente la porta, va al destro Nolano, deviato il tiro al volo di Fagioli. Ancora rimessa ma pressing Cotton. Sta pressando tantissimo il Cotton Club, sta chiudendo il Bacci nella prima metà campo, il traversone al centro, palla che rimane fuori, si può continuare a giocare, è stato reclamato un fallo in attacco, colpo di tacco meraviglioso, intanto alimentata l'azione da Nolano che punta all'area di rigore, di punta ma Molon il riflesso. Va Fagioli al centro di testa, è andato Barbarella, Molon ci ha messo la mano di richiamo e la mette in corner. Ancora calcio d'angolo, il pressing del Cotton sfrenato, Forcina non riesce a girarla. Un paio di perdezze di Molon stanno tenendo in piedi il Bacci Immobiliare. Attenzione al pressing di Barbarella, palla rinviata profonda, paresce, è facile preda di Zamperini, il lancio profondo, sta perdendo qualcosa. Fase di impostazione il Bacci, Forcina fuori, Nolano va con il sinistro, rimette in piedi la partita, è 2-2 al 30°.
Pareggio immediato del Cotton dopo 5 minuti dall'avvio. Attenzione adesso al Baci che va subito a reagire con un sinistro di De Angelis. Baci Immobiliare che ha smesso di giocare dopo il gol del vantaggio. Cotton Club che ha iniziato a prezzare in maniera importante nella metà campo avversaria e sta dominando da circa 20 minuti il match. C'è soltanto una squadra. Forcina si incaponisce e calcia schiacciando il pallone, la manda fuori. Pronto Molon, può andare alla rimessa. Palla profonda De Angelis l'ha spizzata mentre Moritti è tornato in attacco. Ancora palla lunga, c'è il Cotton a centrocampo con Nolano. All'indietro poi Barbarella. Nolano tra le linee, palla spazzata fuori, Paresce si tuffa sul pallone. Zamperini va a chiuderlo di forza, lo porta fuori. Calmo. Sale Nolano, gioca verso Fagioli, il destro toccato, sarà calcio d'angolo. Cross al centro, battuto forte. Barbarella ha provato, c'era lui e Innocenzi. Paresce va provato il tunnel su Nolano che ha strappato molto bene a centrocampo. Il recupero di Nolano che taglia poi tutto quanto. Forcina deve giocare all'indietro. Nolano va a piazzarla dentro, non riesce De Angelis. Poi Ferretti è andato via, ha messo giù calcio di punizione. De Angeli il tocco largo, poi palla allontanata e viene messo giù un giocatore del Cotton, viene fischiato calcio di punizione per un fallo. Palla allontanata lunga, Forcina la tiene lì di forza, palla che finisce fuori, sarà calcio d'angolo probabilmente. Ancora calcio d'angolo per il Cotton, traversone al centro sul secondo palo Zamperini. Nolano va in dribbling e la Veronica di Nolano la tiene lì, controllo palla magistrale, ancora il numero di Nolano messo giù. Senza fallo secondo l'arbitro, il Baci può ripartire. De Angelis va a lanciare, attenzione al limite dell'area di rigore, prova a coordinarsi, a calciare in porta Placido, non riesce. Lascia Fede. Buona Dani. Ancora tra le linee ha preso il pallone Rizzo, Barbarella ci si è tuffato sopra. De Angelis ancora dal fronte destro, prova a salire il Baci, pallone recuperato dal Cotton che può scatenare in contropiede. Nolano esagera un po', sarà calcio d'angolo. Molon lunga, Innocenzi l'ha recuperata lui, ha provato a giocarla lunga, la sarà ancora rimessa a Bacci. Attenzione al pallone prolungato, palla verso Forcina che si tuffa sul pallone.
Tombesi va via molto bene con un sombrero. Fa ancora palla a terra, recuperato tutto da Innocenzi. Forcina però troppo fermo, non la prende Molon, spazza lontano. Zamperini è mosso verso sinistra. Nolano. Può salire ancora il Cotton Club, ci sono pochi spazi. È uscito anche Moretti, sta facendo molta più densità a centrocampo il Bacci. Fagioli, errore in fase di impostazione. Ancora rimessa lunga. Fagioli ha provato a darla verso Forcina. In due vanno a pressare anche Barbarella, adesso fa praticamente la seconda punta, prima più difilato verso destra. Intanto ottimo il numero del numero 10 in maglia rossa, riceve ancora il pallone all'interno dell'area di rigore. Innocenzi, è chiuso tutto. Barbarella taglia il campo, va al sinistro, palla fuori il Cotton in questi primi minuti. Ha trovato una volta il gol, poi nella seconda parte più difficoltà a farla girare, a trovare lo spazio per calciare in porta. Gli ultimissimi minuti meglio il Bacci, che sta alzando la cresta. Molon, c'è il solo Forcina a pressare, l'anticipo intanto della difesa ancora una volta prontissima, poi palla verso Paresce, troppo lungo. Poche soluzioni offensive adesso il Bacci. Gioca praticamente soltanto di rimessa ora il Bacci Immobiliare. Il Cotton la fa muovere con Zamperini. Va al sinistro Zamperini. Ancora palla fuori. Molon ha giocato lungo. Placido, marcato da due avversari. All'indietro Forcina ha provato a ringhiare su De Angelis, che è andato via molto bene in dribbling. Il tocco ancora di De Angelis, Paresce va a giocarla verso destra. Rizzo, Innocenzi, che partita del numero 4 del Cotton. C'è il contropiede verso Barbarella, il pallone intercettato, poi esce molto bene, palla al piede il difensore, va ancora in dribbling, va a calciare, poi colpisce il difensore del Cotton. Ha provato molto bene Ferretti. Ancora rimessa verso Placido, circondato da due avversari, perde il pallone, può ripartire ancora il Cotton ad offendere largo verso Barbarella, la mette giù, il tiro in porta Molon, poi spazzato via. Ci si tuffa Zamperini, provato di forza, è riuscito sempre lui a recuperarla, è impossibile levare il pallone a Zamperini. Può avvolgere ancora il Cotton, traversone al centro, il colpo di tacco di Barbarella, il gesto tecnico del numero 44 del Cotton che non trova fortuna. Innocenzi, Forcina la tiene giù, ha provato a verticalizzare improvvisamente, non c'è riuscito, poi ancora Forcina, c'è Nolano, allargato verso Barbarella, il sinistro, ha provato il sinistro posizionato sul lato corto dell'area di rigore e avvolge ancora il Cotton da destra. Ci sono pochi spazi, tutto chiuso dietro il Bacci Immobiliare, traversone al centro, lo stacco di Barbarella, blocca facile Molon, lo stesso Molon lancia lungo verso Moretti che è rientrato. Sarà bello il duello ora con Zamperini.
Lancio verso Fagioli. Nolano. Ancora Fagioli. Tocco per Nolano. Il suo dribbling è messo giù, sarà calcio di punizione per il Coton. Nolano e Fagioli sul pallone, va Nolano con il destro, ancora Molon con i piedi. Zamperini. Allarga verso destra. C'è spazio, può andare ancora ad offendere, calciare in porta. Zamperini. Zamperini sventaglia dentro, palla messa fuori. Colpo di testa ora Bacci, tutto chiuso ancora con un 3-3-1 praticamente. Ancora palla giocata verso destra, Forcina pensa a calciare, Nolano va con il sinistro, il tiro deviato ed è proprio lui a regalare il gol del vantaggio al Cotton Club. È 3-2 al 42esimo. Bacci che deve giocare ora per pareggiare la partita, match che cambierà probabilmente. Troppo sulla difensiva il Bacci Immobiliare Footballette negli ultimi minuti. Santarelli. L'ha messa giù molto bene Fagioli. Forcina. C'è Nolano fuori. La tiene ancora lui, allarga giocandola all'indietro. Ancora Cotton Club padrone del campo. Può anche giocare il pallone con calma per far uscire gli avversari. È cambiato il match, ora il Cotton non deve più giocare per segnare. Forcina, buono l'1-2 con Nolano, poi Barbarella con il sinistro. Ancora palla che sorvola il palo. Non alza ancora il baricentro il Footballette, De Angelis. Il velo di Moretti, non c'è nessuno dietro, però ancora Cotton ad alimentare con Barbarella che può puntare l'area di rigore, lato corto, il velo, il destro di Forcina. C'è gloria anche per lui, è 4-2 dopo un minuto dal gol di Nolano. Può ricominciare il match, potrà andare direttamente in porta Moretti, lo fa, ma colpisce Barbarella. Cotton l'ha messa in cassaforte. Sono bastati 20 minuti di alta qualità e il Cotton ha trasformato questa partita. Zamperini. Nolano. Forcina. Ancora palla larga Santarelli. Lancio profondo verso Barbarella, la fa rimbalzare, se la porta avanti di forza, viene messo giù. Senza fallo secondo l'arbitro, può andare il Bacci, serve veramente una grande prova di forza per rimettere in piedi questa partita. Il traversone al centro, Moretti non arriva sul secondo palo, un po' spento oggi il bomber del Bacci. Ha trovato poca fortuna, prima ha giocato defilato sulla sinistra, poi soltanto in questi ultimi minuti sta giocando come prima punta, ma non viene servito da una squadra troppo bassa. Il lancio profondo verso Barbarella. Rimesso laterale, Placido riceve,
È morbido il tocco, poi lunga Zamperini, va di forza Blandino. Si è portato fuori il pallone. Traversone al centro, ha provato la sponda Moretti, poi sfera che rimane ancora fuori. Provato ora il numero 5 ancora in maglia rossa, la verticalizzazione verso Rizzo all'indietro. Ferretti ha alleggerito per De Angelis, prova con il destro Santarelli, poi Innocenzi lunga a cercare Forcina, va Forcina ancora sul pallone, esce Molon con i pugni ma dà fastidio all'attaccante Forcina, al portiere. Nolano con l'esterno, De Angelis bene, poi ancora Nolano, fischiato calcio di punizione a favore del Bacci. Ultimi 4 minuti per le speranze del Bacci, la conclusione, attenzione all'area di rigore, Santarelli superlativo, va a negare la gioia del gol a Tombesi e non permette di riaprire la partita. Santarelli mostruoso è andato a negare la gioia del gol a Tombesi quando mancano 3 minuti alla fine, non ha permesso di riaprire la partita. Ci sono giocate che possono fare solo i grandi portieri, mentre ci sono delle proteste in campo, ma non conviene al Bacci perdere tempo. Il Cotton ha tutto dalla sua parte e può gestire la partita. Molon con i piedi va al rinvio profondo, la sponda di testa al centro dell'area, attenzione, rimane lì, messo fuori, chiamato anche da Santarelli, il rinvio profondo di testa, l'anticipo ancora di Zamperini, poi il break a centrocampo, la palla allargata ancora da destra, può ragionare con calma ancora la squadra ospite. Zamperini meraviglioso ad impostare con un sinistro fatato, Barbarella aspetta l'arrivo di Nolano che ha provato a servire Forcina che non ci ha creduto fino in fondo, è rimasto dietro proprio sul vertice dell'area di rigore e non ha calciato in porta, non ci è arrivato con il corpo. Il lancio ora è profondo, ancora di testa, la mette fuori il difensore del Cotton, poi Zamperini. Nolano, Innocenzi, Nolano, Innocenzi, ancora per Zamperini, c'è spazio, si può salire ora sul fronte destro, passaggio centrale, Nolano di prima mano, look verso Fagioli che però era andato incontro al pallone, mentre Nolano aveva cercato la giocata a scavalcare la linea difensiva. C'è il Bacci che può ancora giocare la palla a terra, il recupero di Innocenzi che riesce anche a guadagnare rimessa laterale. Viene fischiato time out. Rimessa laterale, giocata lunga, manca pochissimo, una manciata di minuti, forse un paio. Fagioli, il tiro in porta, palla che finisce alta, provate a chiuderla così Fagioli. Molon, attenzione alla palla contesa, a Zamperini a battagliare. Ferretti,
costretto a tornare all'indietro, il passaggio però è per Barbarella che ha tu per tu con Molon, insacca e chiude il match sul 5-2. Finisce così la partita, il triplice fischio dell'arbitro, il Cotton Club vince 5-2, una partita che si era complicata nel primo tempo, vince e rimonta, si porta a -3 dalla Roma.